L'Istituto Nazionale dei Castelli le ha scelte come simbolo per tutto il Veneto. Belle ma dimenticate le mura scaligere che circondano la città di Vicenza. Nate per volontà dei signori della città per difendere la via per Verona, sopravvissute ai secoli, restano patrimonio unico nella Vicenza, celebrata dall'UNESCO per l'opera di Palladio. Più volte Rete Veneta ha lanciato la proposta di restituirle all'antica bellezza, idea condivisa dall'amministrazione, come ha detto in occasione della presentazione della Due Giorni a Vicenza il sindaco Francesco Rucco. Sono un patrimonio della nostra città che è città dell'UNESCO, quindi vanno sicuramente tutelati e valorizzati e diciamo anche, passatemi il termine, sfruttati da un punto di vista turistico. Nel fine settimana sarà possibile visitare l'antico torrione di Piazza Castello attraverso uno dei due percorsi guidati organizzati. Il secondo percorso sarà dedicato alla Rocchetta, uno dei tratti dove l'intervento è forse più necessario. Il rapporto tra mura e acque è stato al centro del convegno di apertura della Due Giorni. Conoscere le mura è il primo passo perché tornino a essere monumento amato e rispettato. Certamente il primo segno è, come dire, forse una riscoperta di qualche cosa che è lontano nel tempo, forse non preeminente rispetto ad altre opere monumentali che la città di Vicenza ha, ma che in modo forse inaspettato, guardato in modo nuovo, comincia ad essere interessante.